troviamo nel bellissimo reparto di pediatria dell'ospedale dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia, che ormai è un punto di riferimento abbastanza ricorrente per le nostre attività. Io ricorderò che abbiamo come AIL Venezia, e anche per conto del Rotary, perché il Rotary sostiene AIL con un importante service e quindi dà anche mezzi alla nostra associazione, abbiamo fatto una donazione alla struttura ospedaliera, a questo presidio ospedaliero che è molto importante per la città di Venezia, e le nostre uova e le nostre focacce sono state distribuite nei vari reparti. Ho qui con me Stefania Baruffato, con la quale abbiamo presidiato peraltro il punto di distribuzione all'ospedale civile, che ci ha dato grandi soddisfazioni in termini di riscontro dei pazienti e dei parenti che sono venuti all'ospedale e hanno partecipato con entusiasmo, direi, alla nostra raccolta. Buongiorno a tutti, siamo oggi in un'unità operativa di pediatria dell'ospedale di Venezia, in una già bella sala che però deve diventare ancora più bella per l'accoglienza dei piccoli pazienti. Ci sarà un contributo da parte del Rotary Club di Venezia, affiancato dalle associazioni giovanili che fanno riferimento al Rotary, quindi i ragazzi del Rotaract e i ragazzi dell'Interact. Già in passato ci sono stati contributi di queste associazioni per l'unità operativa e quindi ci aspettiamo di poter ancora contribuire e completare questa bella sala per l'interesse dei piccoli pazienti. Vorrei ringraziare comunque dell'impegno preso da parte del Rotary e di tutte le associazioni affiliate al Rotary per poter concludere un lavoro già intrapreso anni fa da parte comunque del liceo Guggenheim per abbellire la sala multifunzionale all'interno comunque del nostro reparto. Come al solito sono molto orgoglioso del fatto che associazioni appartenenti comunque al tessuto veneziano si impegnino per aiutarci e portare a termine comunque un lavoro. Ecco, siamo qui oggi per concretizzare un progetto, anche un sogno che i detenuti che sono ristretti presso il carcere Santa Maria Maggiore di Venezia hanno voluto fare, e cioè continuando l'opera iniziata a Natale con il dono delle stelle di Natale e il cioccolato all'associazione AIL, hanno voluto, proprio perché hanno ricevuto una grande possibilità anche di riscatto lavorando all'interno del CUP in carcere, aperto grazie all'iniziativa del direttore, il dottor Farina, e del capo area educativa, il dottor Ceriello, hanno voluto appunto così contraccambiare questo dono che hanno fatto, e quindi hanno pensato di rendersi presenti presso la pediatria dell'ospedale civile di Venezia per dare questo dono che voi avete qui davanti.